Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Così recita il vecchio adagio, che però l'emergenza coronavirus stravolge in un più riservato Natale con i tuoi e a Pasqua si resta a casa. Ma almeno grazie all'apertura dei mercati alimentari all'aperto fino a sabato compreso, avremo la possibilità di portare sulla tavola primizie di stagione e piatti della tradizione preparati facendo la spesa in piena sicurezza. Parola di Luca Zaia. I mercati settimanali, i mercati open air a cielo aperto, no? I mercati dell'alimentare che sono aperti come DPCM, vi ricordo che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede l'apertura della sola parte del mercato che vende alimenti, salumi, formaggi, verdura, eccetera. Ecco, c'è qualcuno che dice Zaia ha chiuso i mercati. Io non ho chiuso i mercati, ho semplicemente detto che bisogna avere la mascherina e i guanti per frequentarli, sia che tu venda che compri. Ho detto che i sindaci li debbono perimetrare e ho anche spiegato che non serve un muro in cemento armato, basta una cordella di quella da cantiere di nylon, e bisogna garantire un punto di ingresso e uno di uscita in maniera tale che non ci siano incroci e assembramenti all'interno del mercato. Punto. Quindi siccome mi è arrivata da qualche cittadino, se qualche sindaco vi dice che io ho chiuso i mercati, dite che è una bugia, perché noi non abbiamo chiuso nessun mercato. Se poi c'è qualche amministratore che ha difficoltà a gestire diciamo delle norme minimali, allora è un altro discorso, ma non si dica che i mercati sono stati chiusi. Sul tema dei mercati, molti sindaci si sono già mossi. A Rosà e nella località di Valstagna, nel comune di Valbrenta, i sindaci hanno deciso ad esempio di riaprire i mercati seguendo le indicazioni della regione e danno così il modo ai cittadini di fare gli acquisti per il pranzo delle feste in piena sicurezza. Altri, come il sindaco di Bassano Elena Pavan, hanno scelto invece di non aprire il mercato alimentare all'aperto in questi giorni.